18 giugno 2013, a Ponzano Veneto scattava l'emergenza. Un guasto improvviso al sistema che regola la pressione del gas innescava piccoli incendi nelle cucine. Le case rimaste chiuse nelle ore successive al guasto rischiavano di saturarsi di gas col conseguente pericolo di esplosione. 4.000 famiglie rimanevano senza acqua calda per 3 giorni, danni da 300-400 euro, per qualche abitazione anche 1.000 euro di guasti. Gennaio 2014. A che punto stanno le pratiche di risarcimento da parte di Enel Gas? Se lo chiede Giuseppe. La società non ha mai dato indicazioni sul risarcimento alle 90 famiglie che hanno riportato danni a cose e lesioni. Siamo così andati ad incontrare il sindaco Giorgio Granello. Stiamo aspettando appunto i versamenti e quindi l'invio e il ricevimento da parte dei cittadini di Ponzano di quegli assegni derivanti come rimborso al sinistro. Ma una data ancora non c'è. Il Comune nel corso dell'estate ha fatto da coordinamento nella raccolta di tutta la documentazione necessaria per chiedere il risarcimento. Il materiale è andato in mano ad Enel Gas ed è già stato fatto lo studio peritale. Ora tutto è nelle mani del pool che assicura la società. Per la singola famiglia diventano anche importanti anche in questo momento, soprattutto se determinate spese come quasi tutti le hanno già fatte. Ma la pratica è tuttora aperta, anche in sede giudiziaria. Almeno a noi come comune, a me come sindaco, non è stato comunicato ancora niente sulla conclusione dell'indagine da parte della procura.